Altissimo. Attimi di paura e di apprensione questa mattina in via Bauci. Oltre un centinaio di persone, tra personale docente e non docente, è stato velocemente evacuato dall'istituto comprensivo Ungaretti. L'intera scuola è stata svuotata in pochi minuti in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Un odore sospetto, proveniente da alcune prese d'aria, aveva fatto scattare l'allarme per una possibile fuga di gas. A percepirlo alcuni studenti rientrati dopo la pausa delle 10, che per precauzione hanno immediatamente spalancato le finestre per arieggiare le aule. I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano hanno effettuato un sopralluogo con la strumentazione tecnica per verificare la presenza di gas e monossido. Alla fine l'anomalia è stata identificata nel locale caldaia. Un tubo dei fumi si era distaccato per cause accidentali, scaricando i gas della combustione nella stanza, per finire all'esterno proprio attraverso le prese d'aria. Risolto velocemente il problema, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:30 con il rientro in classe degli studenti.